Beh, sicuramente sono iniziative importanti che valorizzano quello che da un lato è il prodotto, quindi il prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e dall'altro invece il nostro territorio, e soprattutto positivo che sia una donna del vino che ci accoglie nella sua azienda e che nei fatti ci regala quella che è veramente una novità assoluta, che è la vendemmia notturna alla luce della luna, che tra l'altro quest'anno ha anche certificato, per cui le donne del vino ancora una volta ci stupiscono veramente con una grande capacità e una grande sensibilità. Parlando un po' di eventi, avete come associazione in programma altre iniziative simili o comunque che vanno a promuovere il territorio? Beh, direi che quest'anno credo che ne abbiamo tantissime e siamo nella fase di chiusura della Collina di Libri, quindi con una serie di autori che verranno a presentare i loro libri a livello internazionale proprio sulle nostre colline, e poi credo l'appuntamento più importante di quest'anno che sarà la partenza da Berlino di questa mostra fotografica che racconta il territorio delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene col National Geographic, e che sarà in itinerante e toccherà le varie sedi del National Geographic. Si sente in generale di fare un augurio alle donne del vino ma anche agli uomini del vino, dato che insomma siamo in periodo di vendemmia? Ma sì, è iniziata la vendemmia, il Veneto è la prima regione sia per ettolitri prodotti che per quintali di uva raccolti, parliamo di 15 milioni di quintali di uva e di 11 milioni invece di ettolitri. Il Prosecco di OCG insieme alle altre denominazioni oggi è in assoluto la denominazione più importante che abbiamo a livello italiano e a livello internazionale, per cui l'augurio è che veramente quest'anno porti una grande fortuna a tutti i nostri viticoltori e soprattutto quelli delle zone nostre, perché sono viticoltori eroici che meritano veramente di avere un riscontro del loro lavoro.